Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dello speciale calciomercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video è uscito un po' in ritardo del post partita tra Milan e Inter, di Inter Milan. Allora, la partita è finita per 1-0 per il Milan, che fa tra virgolette una super partita, però più che altro fanno due giocatori in una super partita, Pulisic e Mike Magnan, che tra l'altro a Fantacalcio Mike Magnan ha pigliato 12, ma ha salvato Fantacalcio, mi ha salvato questa partita. Mamma, stavo perdendo, quando stavo perdendo? 54 a 56, ma salvato, sì, quindi ora sto vincendo. Devo sperare solo che il Como nel Sassuolo vincano contro il Torino e col Pisa, perché se no sto fatto e mi deve segnare Nico Paz e Domenico Berardi, se no sto sbagliato, sto sbagliato. Poi vabbè c'è la Noglu ha pigliato uno per il rigore sbagliato, però ora vi spiego tutto. Allora la partita è finita per 1-0, il Milan ha segnato al 54esimo minuto con Christian Pulisic. Poi una ventina di minuti dopo, circa al 74esimo minuto, come avevo accennato prima, l'Inter sbaglia il calcio di rigore, che poi Mike Magnan fa anche una super parata sul rigore di Sharanoglu. Mi è piaciuta proprio tanto, sinceramente. Poi fa anche una doppia, fa anche una seconda parata dopo il rigore sulla ribattuta con l'altra mano, la mano d'appoggio. Mamma mia, bellissima. Cioè no, scusa, no, la mano d'appoggio, è la mano di richiamo. Quando fai le parate così si chiama mano di richiamo. Invece se le fai solo così, così andando a sinistra a destra, sì, la mano si chiama mano d'appoggio, di riposo. Ehm, Poi l'Inter subito dopo andava, diciamo, a, a cercare di segnare con Çalhanoğlu. Diciamo che il secondo tempo tutte le squadre si sono risvegliate, tutte e due le squadre si sono risvegliate cercando di vincere questa partita. Da un lato il Milan che ha segnato e dall'altro l'Inter che voleva far gol e pareggiare, almeno vincere questa partita, essendo che non vince un derby dall'anno scorso. Perché l'Inter, mi stavo confrontando pure con un mio amico, l'Inter gli scontri di 7 derby non li vince mai, però vabbè. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!